La prevista ondata di maltempo ha colpito tra il tardo pomeriggio e la notte il Friuli occidentale, in particolare la Pedemontana, provocando allagamenti, smottamenti e frane. Tutte le squadre comunali della Protezione Civile dei territori interessati dal fortunale e i Vigili del Fuoco hanno operato senza sosta da Piancavallo ad Aviano, dove le precipitazioni intense hanno portato frane e allagamenti nella zona di Giais. Nella notte la strada provinciale 31 chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa dell'esondazione dell'Artugna. Smottamenti anche a Polcenigo, nella zona di Mezzomonte. Critica la situazione lungo la strada regionale che da Barcis porta a Clout, con la stessa arteria finita a mollo per la piena del Cellina, alimentato dai suoi effluenti. Allagamenti anche a Montereale Valcellina, Maniago, Polcenigo e Frisanco. Un mezzo pesante si è ribaltato su un fianco, ferito non in modo grave il conducente. Si sono verificate cadute di alberi a Sequals e Cordovado, mentre restano chiusi i guadi di Murlins e Rauscedo, chiusa la strada provinciale 22 della Valcosa all'altezza della frana di Clauzetto. In Piancavallo registrati cumuli di pioggia di 350 mm, evento che accade più raramente di una volta ogni 30 anni, 260 dei quali in 6 ore e 60 in un'ora. Sotto osservazione il deflusso del Meduna e Noncello a Pordenone, in particolare nelle zone più basse del capoluogo del Friuli occidentale.